Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, avevamo in precedenza visto come scegliere un'apertura contro E4 in base allo stile. E4 è un'apertura più comune quando si inizia a giocare a scacchi rispetto a D4, che si considera posizionalmente più complessa. Ci sono tantissime aperture disponibili contro D4, quindi vediamo di vederne qualcuna. Adesso su D4 iniziamo a dividere tra aperture classiche e difese indiane. Le aperture classiche sono con D5, che venivano giocate proprio anche dei primi match mondiali, l'apertura ortodossa, gioco simmetrico, gioco molto semplice. Allora, per esempio qua, che il bianco può giocare il sistema di Londra, che è un sistema minore, che non voglio vedere l'approccio classico di 4 e C4. Ecco, che è il gambetto di donna, no? Di Queen's Gambit, come la serie di Netflix, no? Che ha reso ancora più popolari gli scacchi. Dopo di 4, di 5 C4, ecco, diciamo che ci sono già vari modi per rispondere. Tre mosse, E6, C6 di per C4, mentre cavallo F6 è un errore perché perde il centro senza ottenere un pedone. Allora, di per C4 è il gambetto di donna accettato, che per qualche motivo si chiama gambetto quando in realtà non lo è, perché per esempio dopo E3 il pedone cade sempre. Ecco, questa apertura è molto solida, il nero ha vari sistemi, di solito il nero giocherà per esempio per giocare C5, no? E il nero giocherà C5 e qua ci sono vari sistemi dove il nero può provare a espandersi nell'ala di donno, giocare contro il pedone isolato. Diciamo che questa apertura è un'apertura dove il bianco tende ad avere sempre un leggerissimo vantaggio, ma si gioca senza rischiare molto, è difficile venire sorpresi nelle preparazioni, quindi per un giocatore conservativo che vuole un gioco piatto, senza grandi rischi, studiarsi il gambetto di donna accettato potrebbe essere una buona opzione. Guardiamo adesso un'altra opzione che è l'apertura slava. L'apertura slava è da molti odiata perché può permettere la slava di cambio, che è molto arida, perché la struttura adesso è molto difficile da squilibrare, quindi permette al bianco di ottenere una posizione pari, ma scientificamente va molto bene. Dopo cavallo F3, cavallo F6, cavallo C3, il nero può giocare la semislava oppure la slava pura, dove per esempio dopo il bianco può riprendere il pedone con cavallo E5 oppure E3, il nero tira fuori l'alfiere, gioca E6 e qua la posizione è molto, molto solida, il nero potrà mettere, sviluppare il cavallo in D7, l'alfiere in E7 o in B4, arroccare, e il gioco è molto solido. Anche qua diciamo che il nero gioca per evitare i rischi. Ci sono più cose da sapere per entrambi, sono più informazioni rispetto al gambetto di donna accettato. Probabilmente la slava è un pochino più scientificamente migliore, anche se è ancora più arida se il bianco vuole. Prendiamo per esempio la variante di cambio. E poi E6, è il gambetto di donna rifiutato. Potremmo conoscere per esempio, cioè, anche se non conosciamo, potremmo giocare quasi sempre contro quasi tutto cavallo F6, alfiere 7 e arrocco. Il problema forse di queste varianti, magari ci sono degli approcci. L'approccio classico era alfiere G5 e 3, poi il nero vuole arroccare, giocare cavallo di 7, a volte giocare solido con C6, a volte prendere in C4 e spingere in C5. Comunque il nero ha uno sviluppo facile. Qua il nero può prendere in C4 e giocare C5, il gioco tende alla parità, c'è anche per esempio il sistema Tartacover per giocare a volte con i pedoni sospesi in alcuni casi. Ecco, diciamo che il gambetto di donna è rifiutato, con E6 va bene per chi vuole un gioco un po' più complesso anche a volte forse rispetto alla slava, ma più lineare, è la linearità.
Uno dei problemi forse è che il bianco può giocare la cosiddetta struttura Karsblad, dove il bianco giocherà qua sistemi con alfiere D3, poi o cavallo F3 o cavallo E2, anche il cavallo E2 arrocco, poi il bianco ha piani di attacchi di minoranza con B4 B5 o attacchi centrali con F3 4 che ha messo di moda Kasparov, che ha reso di moda Kasparov. E diciamo che obiettivamente questa apertura è più lineare di altre, perché giochiamo sempre cavallo F6, alfiere 7 arrocco, ma è più facile andare peggio, è più facile andare a stare peggio rispetto ad altre aperture tipo slava, quindi più rischiosa, lineare, ma il bianco può prendere più margine. Vediamo adesso altre difese, per esempio le difese indiane. Ci sono moltissime difese minori, ma ci soffermiamo su quelle più famose. Allora, qua è una delle aperture più solide, più giocata ad alti livelli, è la difesa ninzo indiana, dove il bianco prova a occupare il centro, ma il nero inchioda il cavallo, evita i 4, poi il nero deciderà se arroccare, se giocare D5 o C5. Questa apertura è molto solida, una delle migliori giocate ad alto livello, perché vuole giocare in modo solido, senza prendersi grandi rischi, ma vuole giocare posizioni molto chiuse, molto manovrate, con sviluppi, non dico vantaggio di sviluppo, cioè sviluppi di gioco, diciamo, di lungo termine, con risvolti di lungo termine, lento e manovrato, l'insegnava molto bene. Così come per chi vuole giocare cavallo F3, su cavallo F3 può giocare alfiere B4, la vogo indiana, oppure in modo molto solido B6, l'ovest indiana. Questa è considerata una delle aperture più solide che esistano. Comunque ci si prepara già a evitare che il bianco spinga in E4, no? E a volte si può giocare in stile, è imparentato un po' con l'inizio indiana, quindi queste aperture posizionali, un'apertura da vecchie volpi, che è difficile giocare soprattutto perché agli inizi. Un'altra apertura che mi piaceva, diversa per lo stile, che mi piaceva anche fino a quando ero piccolo, era l'est indiana, che la giocava Bobby Fischer, e su E4 giocava D6. Ecco qua, questa è la variante principale, il nero di solito gioca E5, bianco arrocca, cavallo C6, ecco qua c'è pressione sul centro, ma non si capisce bene all'inizio perché il nero ha chiuso il suo alfiere, ma dopo D5, perché D per E5 non dà nulla, è pari, dopo D5 cavallo E7, c'è una posizione complessa dove c'è una freccia che ci indica di attaccare sull'ala di re. Questa è la cosiddetta variante Mar del Plata dell'est indiana, e c'è qualcosa di tipico in tutte le est indiane. Il bianco proverà ad attaccare a ovest, magari con un attacco alla baionetta, il nero proverà a creare un pawn storm nell'ala di re, F5, F4, a volte G5 e G4, torre F7, alfiere F8, torre G7 e vince chi arriva primo. Una delle aperture più aggressive. Quindi il nero magari rischia moltissimo, ma ci sono molte possibilità di vincere per chi vuole giocare una posizione chiusa, ma dai risvolti molto, diciamo, taglienti, sbilanciati, dove non si rischia di stare un po' peggio e basta. Si rischia molto, si rischia di venire distrutti sull'ala di donna, ma si rischia anche in senso positivo di dare brillanti attacchi, brillanti scacchi matti. Consiglio l'est indiana. Infine, quindi per i temerari. C'è, non infine, ma un'altra apertura simile è l'apertura Grunfeld. Questa è per i teorici, chi vuole studiare moltissima teoria a memoria, gli piacciono le posizioni un po' più aperte, può studiare questa apertura, la Grunfeld, dove è ipermoderna, si vuole lasciare al bianco il centro e poi attaccarglielo. Ecco, i lati positivi della Grunfeld è che va benissimo, è giocata ad alti livelli, il problema è la quantità delle nozioni e delle informazioni da conoscere, il problema è che alcune linee sono state sviscerate fino alla patta, quindi se il bianco vuole a volte magari può pareggiare dopo una grandissima sequenza di mosse, ed il bianco ha tantissimi sistemi, difficile da preparare, da mantenere aggiornata, no? Quindi un'apertura è molto affidabile, molto buona, ma difficile magari da gestire per un giocatore da torneo.
Altre difese, per esempio dopo C5, che lasciano il bianco più centro, sono il gambetto benco, che va bene anche se ho qualcosa di personale contro il benco, perché un pedone è sempre un pedone, però per chi vuole giocare posizionalmente, qua c'è D6, G7 e reset a Rocco, in senso Harakiri, cioè nel senso come nel corso, no, dei sacrifici lungo termine, poi abbiamo delle colonne nell'ala di donna. Certo, a me piace di più sacrificare a lungo termine quando ci sono dei presupposti validi medio gioco, come viene anche spiegato in quel corso, non così a caso alla terza mossa, come nel Benco, però poi c'è chi lo gioca, quindi non discutiamo sui gusti, no? Come dicevano gli antichi romani. Allora, e quindi qua esiste anche il Benco per chi non ha paura di rimanere con il materiale in meno per un compenso un po' fumoso, ma esistente. E in più c'è la Benoni, cui non ho particolare simpatia, ma probabilmente nemmeno gli inventori della Benoni, nemmeno coloro che le hanno dato il nome, perché significa, mi sembra dall'ebraico, figlia del dolore, sta apertura, quindi come generato dal dolore, quindi non so, cioè sembra quasi che chi ha attribuito il nome a questa apertura, magari chi l'ha inventata, che è un'apertura per chi vuole soffrire, no? Perché poi il nero gioca per giocare con il fianchetto, il bianco può prendere tutto il centro, ha delle rotture centrali. Certo, è anche vero che se il bianco è lento, diciamo che il bianco è molto lento, non si espande, gioca lento, così magari il nero può provare anche a espandersi nell'ala di donna, dove una maggioranza è un ottimo controgioco. Quindi poi ci sono anche altre versioni della Benoni, per esempio c'è il fiere di 6 stranissima, la Snake Benoni, la Benoni serpente, è ancora più avventurosa, ma non so se la consiglio o no. Io personalmente non mi piace molto, però per chi non ha paura, per chi vuole massimizzare il gioco sbilanciato, prendendosi poi sui rischi, un'apertura che consiglio, diciamo che ancora questione di gusti. Quindi scelta, aperture classiche con D4, D5, aperture indiane. Possiamo dire aperture classiche con D4, D5 un po' più lineari, la slava, come detto non accettato. Le indiane molto interessanti, magari la Ninzo indiana, la Grunfeld sono la Ninzo indiana, ripeto, alfiere B4, la Grunfeld sono obiettivamente le migliori. Per chi vuole rischiare anziché il Benco o la Benoni, consiglio piuttosto l'Est indiana che dovrebbe essere migliore dal punto di vista scientifico. Ok? Spero che questa guida possa essere utile, che possa un po', diciamo, spingere a scegliere l'apertura migliore per il vostro stile, per come vi sentite come giocatori, perché alla fine tutte le aperture sono giocabili, è importante che uno si sente comodo e possa affrontare con serenità le fasi successive della partita, del mediogioco e del finale.